Ciao a tutti, ma stamattina mi sono svegliata e buona e prima di andare a lavorare ho pensato di fare una roba nuova e quindi un video in cui provo a spiegarvi perché la situazione meteo, almeno dalle nostre parti, non la vuol cambiare. E anche perché si in tanti che mi domandano ma quando cambia il tempo? Purtroppo Buttei, il tempo fa quel che vuol lui e quindi le manca difficile mettere il becco. Comunque cerchiamo un attimo di capire cosa sta succedendo. Partiamo innanzitutto dal fatto che è tutta colpa della balena. Non c'è niente da fare, purtroppo la balena durante gli ultimi inverni la venga a rompere le bale. E invece di venire in sta a salvarne dal camel, come ho già scritto la settimana passata, la viene a rompere le bale d'inverno. In che modo? Basta che la guardila qua, guardi che grossa che è sta balena sull'Europa, diciamo, occidentale. L'è talmente grossa che innanzitutto la impedisce che le perturbazioni che di solito arriva dall'Atlantico le possa arrivare fino a noi altri. E la fa sì che tutte le masse d'aria fredda che arriva dal nord Europa non le possa spingersi verso ovest, entrare dalla porta del Rodano, dove sarebbe una situazione molto favorevole anche per noi altri per le precipitazioni. Non sto parlando di neve perché ora in questo momento qua, visto che ormai 20 giorni che non piove, la sarebbe importante anche un po' di acqua, o in pianura e neve in montagna. Però questa situazione con una balena così dominante ad ovest fa sì che non cambi la situazione. Invece per tutta l'Europa, diciamo, nord e orientale, e nei prossimi giorni ancora una volta anche per il sud Italia, la situazione sia molto più dinamica. Perché? Lo vediamo anche dal satellite, vedi ste nuvoloti che par pegorette sulla Scandinavia. Ecco, quella lì è l'aria fredda che vedi rappresentata in quell'altra immagine dall'arena. Quest'aria fredda, non potendosi spingersi ad ovest per colpa della balena, come ho detto prima, cosa fa? La arriva giù, defilato, la si infila sui Balcani, ma prima la sbatte sulle Alpi, dove già nei prossimi giorni, ma anche ancora secondo me, fioccherà parecchio. Ovviamente nelle Alpi austriache erano da noi altri, sì, metti qualcosa sulle Dolomiti e sulle Alpi, sulle le zone di confine, però niente di sconvolgente. La si infilerà nel giù dai Balcani, abbiamo detto, e dopo praticamente la entrerà anche sull'Italia da est. Ovviamente quando l'aria fredda arriva da est, per noi altri del nord precipitazioni zero, che non è fuori che fa 4 gosse o 4 fiocate, mentre per le regioni adriatiche e gli Appennini la situazione è favorevole, perché queste correnti d'aria fredda praticamente che entra dai Balcani le passa sul mar, le si carica di umidità, le sbatte contro la catena appenninica che per effetto Ftau la fa sì che si formi le nuvole e fiocchi. Fiocherà probabilmente anche a quote basse, non so se a livello del mare, ma probabilmente sì. Quindi come è successo la prossima settimana, probabilmente le regioni adriatiche centro-meridionali le vedrà un po' di neve, probabilmente entro giovedì. Noi la situazione Butei non la si sblocca mia finché sta balena malefica qua non la cambia registro, la decide o di spostarsi un po' più a ovest o di sbassarsi un pelletin. Sembra che qualcosina possa cambiare la prossima settimana, ma però diciamocelo chiaramente, dalla settimana passata che par che la settimana dopo cambi qualcosa, quindi per adesso mi sto zitto, anche perché qui che Nas ha promesso la neve per il 6 del 17 della prossima settimana anche da noi altri, gli porta solo che sfiga. Quindi per evitare di portare sfiga non diciamo niente, diciamo che per ora la situazione è questa, ancora che nuvolo, domani sarà un po' più del sole e farà un po' più freddo, quello sì, anche in montagna, però per adesso precipitazioni, se non la nebbia spuacciosa che avevamo sti giorni qua, non che sarà niente di bello. E non mi resta quindi che salutarvi, spero che questo nuovo video in cui vi racconto le cose anche mostrandovele possa essere interessante e magari ne faremo qualcun altro nei prossimi giorni. Buon dai, ciao!